Maglia nera alla provincia di Vicenza per l'inquinamento dell'aria. Il rapporto Malaria 2018 pubblicato in primavera da Legambiente Veneto parlava di 900 tonnellate di polveri sottili nel 2017, la concentrazione più alta in tutto il Veneto. Vedremo nel 2018. Col patto padano per la qualità dell'aria dal 1° ottobre entreranno in vigore le misure restrittive anche per i comuni iberici e, stando ai numeri, un'auto su 5 dovrà rimanere in garage. Le limitazioni alla circolazione degli autoveicoli più inquinanti saranno estese anche ai diesel Euro 3, che in città sono oltre 5.000. Ma le deroghe sono già dietro l'angolo, di certo per i mezzi commerciali. Sono previste delle deroghe per i comuni, ad esempio se hanno grandi zone industriali, se un comune è attraversato da una viabilità che mette in collegamento 2 zone industriali, il carico-scarico merci. I sindaci dovranno valutare, ma tutti i cittadini devono contribuire, controllando anche le temperature in casa. Auspico e lancio un appello perché tutti dobbiamo veramente prenderci questa responsabilità. Poi ci sarà il divieto di accendere fuochi, a rischio quelli rituali di gennaio. Per loro ci sarebbe una deroga discrezionale, ma se le PM10 saranno alle stelle, divieto assoluto. Nel caso di emergenza arancione comunque è impossibile, quindi ogni comune non potrà disporre la bruciatura di fuochi rituali nel caso in cui siamo in una situazione di allerta arancione, quindi di superamento di PM10 per 4 giorni.